Cari telespettatori, buonasera, ben ritornati con noi, con i nostri ospiti che adesso verrò subito a presentarvi. Allora, delusioni di stabilità, anzi io direi mal di pancia di stabilità, ovvero della legge di stabilità. Perché? Perché effettivamente come è uscita, come è stata coniugata, non piace alle parti sociali, i sindacati si sono organizzati ufficialmente, hanno indetto uno sciopero e ne parleremo. Non piace agli imprenditori, Squinzi si è pronunciato chiaramente, ma anche i giovani imprenditori non ne sono d'accordo. I cittadini sono alquanto perplessi, diciamo la verità, molti non hanno ancora capito bene nulla perché tante sono le voci che è difficile comprenderla. E poi naturalmente ci sono le contrapposte fazioni negli stessi partiti, chi dice una cosa, chi dice l'altra, ci saranno più tasse, ce ne saranno meno. L'importante è che a saldi invariati si arrivi a un risultato, ovvero non si possono decurtare quelli che sono gli importi. Però di fatto effettivamente sul territorio che cosa succederà? Dovremo pagare di più perché poi il cittadino è interessato a questo. Cosa dovrò fare? Dovrò tirar fuori ancora più soldi di quelli che già ne sto tirando? E quale respiro mi viene dato sostanzialmente? Ho maggior possibilità di fare qualche spesuccia in più, ovvero di muovere l'economia, o anzi dovrò ancora tirarmi più indietro, visto che comunque i posti di lavoro continuano a diminuire e le aziende chiudono. Tra le altre cose vedremo sul territorio che anche grossissime realtà aziendali e addirittura multinazionali lasciano a casa del personale. E allora di che cosa si tratta? Che legge è? Che finanziaria, tra virgolette, viene ad essere? Ne parliamo insieme con i nostri ospiti, ve li presento subito e naturalmente vediamo di capire meglio di che cosa si tratta. Allora, ben arrivato qui con noi Diego Marchioro, Presidente Consulta Finanza Locale ANCI del Veneto, grazie di essere qui con noi. Ben arrivato anche a Gianluca Panto, imprenditore Veneto Business. Buonasera. Grazie anche a lei. Colgo l'occasione mentre presento Veneto Business, ovvero? Veneto Business è un'organizzazione che si occupa di diffondere come dire, lo spirito indipendentista di tipo scozzese ed europeo in Veneto, presso gli imprenditori, gli industriali. Chiarissimo, quindi avremo il parere anche degli imprenditori. Alessandra Stivali, segretaria confederale CGIL di Padova, e avrà la noce dura delle rappresentanze sindacali dei lavoratori. Massimo Zanetti, Consulta e Finanza dell'Italia dei Valori, grazie Buonasera. anche a lei di essere ritornato nel nostro parterre. E poi abbiamo Massimo Alberti, economista. Buonasera. Anche a lei grazie di essere qui con noi. Allora, alla luce di queste presenze, avete visto, abbiamo cercato di buttarci proprio nel settore economico perché l'economia è quella che interessa principalmente, quali quanti tagli sono stati fatti, si è attuata realmente una spending review, di questo parleremo. Vediamo prima un contributo che ci aiuta ad avvicinarsi, è tratto da un notiziario di qualche giorno, di un paio di giorni fa, appena c'era stata questa notizia della legge di stabilità, per cui ovvio che un po' è datato di un paio di giorni. Vediamolo insieme. Approvata e innottata la legge di stabilità, Enrico Letta è in viaggio verso Washington. Domani incontrerà il presidente Obama, anche a lui, che pure ha avuto i suoi guai politici. Letta ripeterà quel che ha detto al New York Times: la stabilità è un valore, grazie alla stabilità l'Italia passerà dall'austerità alla crescita. Parole in sintonia con le raccomandazioni di Banca Italia, che invitano il Premier e squadra di governo a fare le riforme, a non sprecare l'opportunità della ripresa, perché la crescita, è scritto nel bollettino, a fine anno invertirà la tendenza e tornerà positiva. Insomma, un cauto ottimismo che oggi sui mercati si è tradotto nel calo dello spread a 230 punti, ai minimi dal 2011. Cauto ottimismo che ieri notte è stato espresso pure da Fabrizio Saccomanni, ministro dell'economia, e dallo stesso Premier, soddisfatto di una finanziaria senza i paventati tagli alla sanità. Non soltanto non ci sono tagli alla sanità, ma non c'è pressione fiscale che aumenta su cittadini e imprese. Presenta così Enrico Letta la sua prima legge di stabilità. In tutto vale 11,6 miliardi per il 2014 e 7,5 rispettivamente per 2015 e 2016. Soldi che l'anno prossimo arriveranno dai tagli alla spesa dello Stato. Le operazioni di voto, per esempio, dureranno un giorno anziché 2, dalla vendita dei beni pubblici, da altre operazioni contabili. 1 miliardo e 900 milioni deriverà da interventi fiscali, e cioè da una sforbiciata sulle detrazioni IRPEF e dall'aumento delle tasse di bollo che tutti noi paghiamo sulle operazioni in banca. Altri 3 miliardi arriveranno dall'Europa, bonus per essere rientrati a maggio tra i virtuosi dei conti pubblici. Quello che doveva essere il piatto forte di questa manovra, il taglio del costo del lavoro, invece si riduce per l'anno prossimo ad un antipasto. La riduzione del cuneo fiscale nel 2014 varrà solo 2 miliardi e mezzo.
Il vantaggio massimo lo avrà chi guadagna 15.000 euro lordi all'anno, che si ritroverà 14 euro in più in ogni busta paga. Vantaggio che scomparirà oltre i 55.000 euro lordi all'anno. Andrà un po' meglio, forse negli anni successivi. I contributi a favore di lavoratori e imprese saliranno infatti a quasi 11 miliardi nel triennio. A decidere come distribuire questi soldi saranno comunque Parlamento e parti sociali, con i sindacati che già protestano per il blocco dei contratti pubblici per tutto il 2014, la riduzione degli straordinari, un mix di tagli e correzioni, dunque la legge di stabilità già all'esame dell'Europa e dei prossimi giorni del nostro Parlamento. Allora, io qua ho sentito stabilità è un valore, l'Italia con la stabilità passerà dall'austerità alla crescita. E a questo punto vorrei proprio partire da lei come economista, senza crearle angosce e quant'altro, ma così lei avrà visto i punti fondamentali. La stabilità è un valore, certo un valore nella teoria, ma questa legge di stabilità può costituire effettivamente un valore e può portare l'Italia dall'austerità alla crescita. Ma quale crescita? Poi sentiremo anche che ne pensano gli imprenditori, che ne pensa l'ANCI, magari forse sono i più contenti di tutti, sono proprio l'ANCI, non lo so. No, per carità, assolutamente. Cosa dice? Io non so se ridere o piangere. Vabbè, cioè questo proprio ci mette già in condizioni... Perché ci sarebbero tante cose da dire, ma di crescita si sentì parlare in maniera molto autorevole e convinta quando si insediò Monti. Ah beh, ci ricordiamo benissimo. Sono 2 anni che si parla di crescita. Provvedimenti a favore della crescita io non li ho visti, non li ho capiti. Ma fra le tante cose che fanno sorridere, ecco, per non scadere proprio nella risata ma sorridere, un'affermazione l'altro giorno del Presidente del Consiglio, la dico perché si ricollega al discorso dei 2 anni. Voi ricordate tutti che il governo Berlusconi cadde anche sull'onda della drammatica impennata dello spread, cioè il differenziale fra il rendimento dei titoli italiani e quelli tedeschi, arrivò a 570 punti base. Bene, l'altro giorno il Presidente del Consiglio ha detto perché se lo spread scendesse dagli attuali 230, 240, 130, 140, noi risparmieremmo 10 miliardi. Allora, io dico solo una cosa apparentemente banale. Da 570 a 230 sono, mi aiutate nel conto? 240 punti, giusto? Quanti sono? 240. 240? Dove sono i 24 miliardi? Ma non è allora, io dico, cambiano gli attori, ma la commedia è sempre la stessa. Sì. Tanto per ridurla a una battuta, provvedimenti che favoriscono la crescita non ce ne sono. Se posso aggiungere una cosa, l'Italia sta morendo di pareggio di bilancio. Faccio un parallelo con quello che è accaduto negli Stati Uniti d'America qualche giorno fa, non tanto tempo fa. C'è stata la bomba atomica, dichiarò Obama, se non si provvede a ripartire con gli investimenti pubblici, noi chiudiamo. Effetti devastanti su tutto il mondo perché è la prima economia del mondo. Ora, i democratici e i repubblicani hanno questionato parecchio su questa cosa qui, improvvisamente hanno trovato l'accordo proprio sull'ultimo minuto, ma c'era da aspettarselo. Che cosa hanno fatto? Hanno scongiurato il problema. In realtà l'hanno rinviato, ma come l'hanno scongiurato? Questo è il punto. Hanno alzato il tetto del debito. Sì, allora, è come, per spiegarlo agli ascoltatori, è come dire l'aria è irrespirabile, perché il valore liquidamente è 100, facciamo 150, che così comunque andiamo avanti. Hanno fatto questo, ma attenzione, gli americani non sono stupidi. Hanno detto quando l'economia avrà una crescita più solida e potremmo allora vedere su una crescita del PIL di poter allora attingere a una massa maggiore, allora possiamo intervenire in maniera diversa. Noi abbiamo un PIL che si continua a contrarre e il nostro pareggio di bilancio, noi abbiamo un debito del 3%, negli Stati Uniti sono al doppio. Sì, ma infatti. Ora, noi, se il PIL nostro si contrae, quel 3% perché rimanga allo stesso livello, dove si vanno a prendere i soldi?
sulle tasse, sulla gente, e questo si continua a fare. Il sistema non è cambiato, il sistema è un circolo vizioso, non se ne esce così. Bisogna avere coraggio, prima una parola che ho sentito in studio fuori, prima che partissimo con le telecamere spente, ma io questo coraggio oggi non lo vedo, volontà politica si potrebbe chiamare, ma da un governo formato da destra e sinistra, quale coraggio ci si può aspettare se non un compromesso quotidiano, quotidiano esagerato, costante. Orario. Sì, no, è verissimo. Ma prima di passare la parola a Massimo Zanetti, che tanto già vedo che è carico, che è già carico e anche sindacato, chiedo a lei, che poi rappresenta anche la categoria degli imprenditori, quindi nella quotidianità voi lottate, quindi siete insieme ai lavoratori, parte in causa coinvolta, ma anche coloro che a un certo punto dovranno tirare una riga e fare le loro valutazioni, di cui poi tutti hanno il terrore, perché un'azienda che chiude, che se ne va via, che delocalizza, è una tragedia per centinaia di migliaia di famiglie, milioni di famiglie, dipende. Come vede questa situazione a fronte di già una situazione difficile? Perché il cuneo fiscale non sembra essere stato toccato, è una cosa ridicola, cos'è 14 euro, 13 euro per alcuni, ma l'economista in un certo senso adesso sfonda una porta aperta. Ci sentiamo francamente con le spalle al muro. L'Italia è un'economia che dovrebbe crescere l'1,5-2% all'anno, ma lo vedo un po' come una chimera. Manca effettivamente la volontà politica. Siamo in un vicolo cieco da cui non si riesce più a trovare il bandolo della matassa. Sicuramente gli industriali, chi produce, non è contento di questa legge di stabilità, perché ognuno guarda i propri interessi e gli industriali sicuramente non vedranno un aumento della domanda interna, che è quella che in questo momento è in fortissima crisi, e quindi non vedranno un aumento della propria produzione industriale. Ma come potrebbero reagire? Cioè, stando così le cose, o c'è un correttivo alle Camere, poi che viene portato al Senato e così via, altrimenti stando così cosa ravvede? Chiaramente bisogna circa triplicare lo sforzo di questa legge dal punto di vista del taglio del cuneo fiscale, quindi sono stati messi in campo circa 3 miliardi e 3, chi dice 2 miliardi e 7, non si sa nemmeno esattamente quanto siano i conti, però circa 3 miliardi di riduzione che non sono sufficienti per dare uno scossone, serve una terapia d'urto molto più forte. Confindustria aveva chiesto 10 miliardi almeno e quindi bisogna cominciare a incidere da qualche altra parte, con il taglio della spesa pubblica improduttiva, per esempio. No, quello apriti cielo, guai andare a toccarla, no? L'Italia è un paese di caste, si parlava prima anche fuori onda, di corporazioni. Nessuno vuole rinunciare ai propri privilegi, però se continuiamo così ci sarà altro che una diminuzione del PIL pro capite, una riduzione dei posti di lavoro. Assolutamente. Ecco, dopo ci arrivo Zanetti e anche naturalmente Marchioro, che vogliamo capire un po' almeno i comuni se ritireranno un respiro oppure no per quanto riguarda appunto poi la legge questa legge di stabilità e quindi anche il tetto che voi avevate, il patto famoso di stabilità. Voi però avete indetto, è stato proprio comunicato adesso, uno sciopero generale di alcune ore, congiuntamente, quindi CGIL, CISL e UIL. Tra l'altro funzione pubblica trasale, perché dice che i dipendenti del pubblico impiego, poi magari ne parleremo anche meglio, così sono quelli che sono messi peggio, anche quelli della sanità, perché c'è stato un taglio lineare per le retribuzioni anche nella sanità, non c'è la rivalutazione degli stipendi, molti resteranno a casa e non c'è più il turnover e quindi sarà la situazione peggiore in assoluto. Cosa quindi? Quindi io farei un passettino indietro, come prima è stato citato. Noi è 5 anni che viviamo una crisi strutturale finanziaria, penso la peggiore dopo il 29, con delle caratteristiche di un certo tipo che poi credo dopo verranno anche vagliate nel corso della serata, e questo ha determinato che la situazione che con quest'ultima legge di stabilità si decide di prendere e di mettere in atto va a dare un'altra mazzata, se posso usare il termine, a 5 anni di lacrime e sangue.
Quindi è importante coniugarla in questo contesto, perché se no sembra l'ennesimo, come dire, azione di riduzione, quando ormai è un corpo che non ha, come dire, più gli elementi essenziali per sopravvivere. È come se si decidesse, dopo di aver tolto tutta una famiglia, anche di togliere gli elementi primari per sopravvivere. Come questo diceva insomma il nostro economista è importante la cornice che veniva delineata prima, perché se non viene contestualizzata in questa situazione non si comprende perché l'Italia non riesca a riprendersi quando altri paesi europei, facendo delle scelte importanti, anche con politiche non esclusivamente, voglio dire, di sinistra, si è riuscito a dare delle risposte differenti in un quadro di un'Europa dove ci sono dei tempi anche qui di scelta differente. Noi siamo in un'Europa che chiede al nostro Paese determinate azioni che non sono più sopportabili, quindi l'idea del rigore non è più l'elemento sul quale noi possiamo viaggiare per far riprendere la nostra economia. Quindi le 4 ore di sciopero nazionale indette da CGIL e CISL-UIL, che si articoleranno nei territori, per cui a livello provinciale, sono l'ennesima, come dire, azione che viene messa in campo dopo 5 anni di azioni. Dirò di più, noi eravamo il sindacato come CGIL che 5 anni fa ci dicevano che portavamo sfortuna nel 2008, quando prevedevamo quello che poi si è realizzato. E quello che è avvenuto, dico in pillole, con il pubblico impiego, ricordiamo che il blocco del turnover, il blocco dei rinnovi contrattuali e di quello che si sta determinando sul pubblico impiego non è la caccia ai fannulloni come qualcuno ci raccontava, è una cosa che si è determinata e quindi arriveremo all'8º anno, perché si arriverà fino al 2016, con un blocco che già si era determinato di fronte a dei servizi che sono essenziali, perché condivido quello che veniva detto, che noi dobbiamo riorganizzare la pubblica amministrazione e riformarla, ma da riorganizzare a riformarla a ritagliare nuovamente quei servizi essenziali che stanno sostenendo a fronte della crisi le persone che non ce la fanno più. Cioè non solo devi pagare più tasse, ma anche tutto sommato guardate, devi pagare le persone, io seguo in particolare le politiche sociosanitarie nel nostro territorio, beh tu lo sai bene perché ci hai dedicato molte puntate su questi temi, noi abbiamo nel nostro territorio persone che non si curano più e chi lavora nel sociosanitario lo sa perché non ha più gli strumenti per dare le risposte alle persone. Quando la gente non si cura più, vuol dire che siamo arrivati ad una condizione limite di sopportazione generale. Assolutamente. Massimo Zanetti, ma c'è questa consapevolezza, cioè in chi ci governa e fa certe scelte che alla fine non sono coraggiose? Ci si rende conto che questa è la situazione che coniugata sul territorio si sta vivendo? Ma non è solo in Veneto, per carità, che dovrebbe essere la regione più ricca in assoluto, è dappertutto, è anche peggio. Ma io penso assolutamente di sì, perché se no dovrei dire che siamo amministrati da un bel po' di tempo e forse lo siamo da degli idioti, ma non posso pensare che chi ha fatto grandi studi, penso al premier che citava il dottor Alberti prima, il professore Bocconiano Monti, non sa che in una fase di recessione strutturale, quale è quella dove siamo ormai ci ricordava da ben 5 anni, una politica di ulteriori tagli e di eccessivo intervento porta a una situazione che gli economisti chiamano di stagflazione, cioè un mix tra inflazione e stagnazione. Quindi insomma lo sa meglio di me, voglio dire, ha insegnato queste cose a scuola, l'ha insegnato all'università, quindi non è che non lo sa. Però dobbiamo uscire dal grande inganno. Io penso che ci voglia coraggio e ci voglia intelligenza, lo dicevamo prima. Coraggio perché dobbiamo guardarci davanti e dire che sicuramente questo è un paese che non cresce perché ha delle responsabilità, e vediamo in 2 secondi quale, ma non cresce anche perché se non mettiamo mano al sistema europeo così come è stato disegnato, non possiamo venirne fuori, voglio dire, non possiamo nasconderci più, perché ci mentiremo. In che senso? Cosa vuol dire mettiamo mano al sistema europeo? Perché io l'Europa non riusciamo neanche a scalfirla. Allora, io ho la netta sensazione, insomma, credo che ormai si sappia, insomma, nel senso che se ne è parlato molto in questi mesi, insomma, che la Germania ha fatto la terza guerra mondiale senza usare armi di distruzione di massa,
Hamas, ovvero non ha usato i carri armati, ha usato altre armi per portare il sistema europeo nel suo complesso a una situazione asfittica. Non a caso l'unico paese in Europa che cresce, adesso un po' meno, è la Germania e gli altri sono tutti alla canna del gas. Questa situazione non può continuare. Poi ci sono delle responsabilità che sono in seno alla politica italiana e ci mancherebbe altro se ci sono. Sono 20 anni che non si fanno scelte industriali, che non si investe nell'università, nella ricerca, che i buoni cervelli li mandiamo all'estero. Su questo penso che siamo tutti d'accordo. Però dobbiamo anche cominciare a ragionare che questo tipo di Europa rischia di implodere. E guardate, io non sono contro l'Europa, sono contro questa idea d'Europa, che è l'Europa della finanza, l'Europa dei mercati e l'Europa del più forte. Mi dovete spiegare perché in un sistema europeo che dovrebbe avere una linea di politica economica, fiscale, più o meno comune, ognuno fa la sua politica fiscale nel suo paese, spesso è in opposizione, se non in antagonismo, con quella del vicino. Non funziona, che roba è questa? Ok? Poi io stracondivido quello che diceva l'economista, ma perché voglio dire? Io insomma guardo i dati macro e microeconomici e credo che questo paese non può ripartire se non c'è una scossione straordinaria. Siamo stati l'unico paese che ha messo per far comodo alla Germania della Merkel, e l'ha fatto Berlusconi, il fiscal compact, il pareggio di bilancio, che per noi è una mazzata furibonda. Ci costa 85 miliardi secchi all'anno di interesse che da qualche parte devono venire fuori. E guarda caso, ancora una volta con questa roba che non so cosa sia, insomma, questa legge finanziaria, nel senso che non è nuova rispetto a quelle precedenti, interviene dove? Va a massacrare i pensionati, va a massacrare i lavoratori dipendenti e non solo, le piccole e medie imprese, cioè va a massacrare quel tessuto sociale che è, come dire, la base fondante di questo paese. Abbiamo poi insomma, io dico una cosa da imbecille, ci sono 4 milioni e mezzo di piccole e medie imprese in questo paese, 4,750 sono gli ultimi dati. Ma fanno schifo. No, io dico questo, il 70-80% del prodotto che loro fanno con tanta fatica, lo vendono internamente, cioè non internazionalizzano, lo vendono qua. Ma se tu hai cittadini che dovrebbero acquistare questi prodotti, continui da 10 anni a massacrarli economicamente, non hanno più soldi per comprarsi le scarpe quando si rompono. Domando da stupido, come puoi pensare che abbiano da andare a quell'impresa che produce la cinta del pantalone, la scarpa, la cinghietta, l'orologio, la cravatta, l'occhiale? Ma compreranno il cinese. Come fanno? Cioè, non occorre uno studio in economia, no? Credo che sia banale. Temo, e chiudo con una battuta che insomma è anche simpatica, guardi, Dante nel 300 diceva che nave senza nocchiero nel gran mare in tempesta, non voce di donna ma bordello. Temo che sia questa la situazione, noi siamo in una situazione in cui è talmente grande la confusione che regna sotto il cielo pieno di stelle, come ci ricordava Kant, che non ne usciamo se non con uno sforzo mostruoso, e guardi, non credo che sarà questa classe dirigente. Lo potrà fare esclusivamente con una spinta fortissima tutta quella gente giovane che ha capito che gli abbiamo, perché io non sono più un giovane, gli abbiamo disegnato un non futuro e questi sono stanchi di non avere futuro, perché è un diritto il futuro. Ma quelli che si muovono sono misura. Un po' anche agitatini, per cui non sì, so. No, ma io non voglio dire che bisogna, cioè, no, è un dato carità. oggettivo, voglio dire. Assolutamente. E voi come la vedete? I comuni. Dopo l'ultimo intervento vi viene da dire, ma se questi che hanno studiato e non sono stupidi continuano a fare questo, mi viene il sospetto che lo facciano anche apposta a questo punto. No? Temo di sì. Allora no, per tutelare i propri era una interessi, battuta per dire. Si chiama anche malafede in italiano. Sì, una volta si diceva questo. Io dico, anche i comuni, da circa 12 anni noi continuiamo a subire tagli, limitazioni, eccetera, anche intrusioni vere e proprie nell'operatività giornaliera, perché noi abbiamo i capitoli, i singoli capitoli che sono messi sotto tutela dal governo e in tutti questi anni si è parlato di autonomia, di federalismo e queste cose qua, cosa che non si è fatta assolutamente, si è centralizzato, ricentralizzato un po' tutto quanto. Come si può pensare che chi faceva il 60% degli investimenti in Italia, che erano i comuni, io parlo al passato perché purtroppo non lo riescono più a fare. Non si riesce più. Ecco, come si può pensare che chi faceva il 60% degli investimenti in Italia si dovesse fermare? E come si poteva pensare appunto se a queste condizioni se l'economia poteva reggere e poteva svilupparsi. Noi come comuni diamo commesse o davamo commesse a moltissime piccole e medie aziende che facevano i lavori, che facevano le manutenzioni, che facevano una serie di investimenti. E un minimo avevano qualche possibilità.
adesso questo è stato limitato. Ma neanche con questa fortemente. apertura che si dice ci sia nella finanziaria, cioè per i comuni virtuosi ci potrebbe essere un patto, No, non c'è più questa distinzione comuni virtuosi. Non c'è più questa distinzione comuni virtuosi e comuni... Ecco. Nella bozza, chiamiamola bozza di legge di stabilità, vediamo perché quello che succede. Già nelle premesse si è detto si potrà cambiare, si potrà vedere, eccetera, saldi invariati. Ma qua si parla di 1 miliardo. Noi stiamo dando 4 miliardi e mezzo, 5 miliardi ogni anno al patto di stabilità. L'abbiamo fatto per parecchi anni. Con 1 miliardo sì, forse c'è una piccola possibilità di respirare, ma il problema non è più tanto la possibilità di spendere. Sì, ci sono molti comuni che hanno risorse, che hanno accumulato cassa e quindi potrebbero spenderla e va bene, ma la maggior parte dei comuni in questo momento hanno la difficoltà di far quadrare il bilancio e hanno la difficoltà anche di capire quando lo possono stilare questo bilancio, perché vi ricordo che la norma adesso prevede che i comuni possano approvare il bilancio di previsione fino a fine novembre. È un paradosso assoluto. Sì. Ecco, noi non abbiamo avuto contezza delle nostre risorse, di quello che possiamo utilizzare fino al 102. Ecco, no? Ecco. Poi dopo, lasciatemi dire, la presa in giro, e lo voglio scandire, la presa in giro di aver eliminato l'IMU prima casa, per dopo poi dover aumentare l'IVA, le accise sulle sigarette, sulla benzina, eccetera. Questa è una presa in giro, bisogna chiamarla col proprio nome, insomma. Vuole prendere in giro gli italiani questo. Che ci sono alla fine ecco. nulla e poi vabbè, insomma, lasciamo perdere sulle varie sigle che No, ma poi torniamo su questi discorsi di cui si senza parla. dubbio. Abbiamo adesso la pubblicità, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.